Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Come immaginate, come sapete, questa è la quarta e ultima lezione del corso che è stato organizzato anche quest'anno di concerto tra l'Ateneo Veneto e l'Associazione Amici dei Musei Veneziani. Quest'anno abbiamo affrontato, grazie alla professoressa Martina Franca e Michela Gazzi, che sono le coordinatrici e veramente le esperte del settore, le facciate veneziane, quelle celebrative, perché come abbiamo visto, parlando anche della Porta della Carta, parlando della facciata di San Zulian, in certe occasioni le facciate sono diventate vere e proprie celebrazioni di alcuni personaggi famosi, cosa che a Venezia è abbastanza rara e anche in generale è raro. Quest'anno questa volta l'ultimo pezzo, diciamo, l'ultima lezione riguarda dice con voce lapidea, delle facciate celebrative del XVII secolo, se non sbaglio, siamo andati avanti, per cui affronteremo in particolare la chiesa di Santa Maria del Giglio, San Moisè e grazie alla professoressa Monica De Vincenti, che è una storica dell'arte esperta di questo periodo, verremo proprio a conoscere nel dettaglio questi pezzi di Venezia che vediamo magari tutti i giorni, ma che il giorno dopo la lezione rivediamo con un occhio diverso. E di questo noi vi ringraziamo, perché è veramente un'esperienza. In questa città non si finisce mai di scoprire quello che ci contorna. Grazie ancora, vi dico solo come ultimo che se non siete riusciti a venire a tutte le lezioni o se vi interessa riascoltarle, ci sarà nei mesi prossimi, probabilmente all'inizio dell'anno prossimo, la possibilità di andare su YouTube e l'Ateneo Veneto metterà online le lezioni registrate. Per cui grazie e buonasera. Passo la parola alla professoressa Frank, che presenterà la relatrice di oggi. Grazie. Buonasera, questo ultimo appuntamento del nostro ciclo. Oggi la chiusura è affidata alla collega e amica Monica De Vincenti, che ringrazio davvero assieme alla collega Gazzi di aver accettato questo incarico gravoso e che ci parlerà quindi sempre di una fase seicentesca, concentrandosi soprattutto sulla chiesa di Santa Maria del Giglio e altre cose che non dico, sarà una sorpresa. E Monica De Vincenti è sicuramente una dei, se non la più grande specialista di scultura veneziana tra 600 e 700, si è occupato in forma monografica di molti artisti, ma ha affrontato anche contesti che sono veramente bisognosi di essere trattati, come per esempio la statuaria dei giardini delle ville venete, che è un argomento molto complicato anche da affrontare per la dispersione delle opere e anche per ovvi motivi di conservazione, no? Visto che sono tutte esposte all'esterno. Inoltre volevo anche fare un po' di pubblicità, perché in questo periodo è in corso una bellissima mostra a Vicenza, alle Gallerie d'Italia, su un scultore veneto, diciamo ingiustamente un po', no? Scartato, e al quale quindi è dedicato questa mostra. Questo signore credo che sia nato sulla Riviera del Brenta, ad Olo, forse, non lo sappiamo esattamente, non lo sappiamo, che si chiama Francesco Bertos o Bertos, non lo so, che è un personaggio veramente straordinario, perché ha creato dei gruppi scultori prevalentemente in marmo,
facendo l'impossibile, cioè uno non capisce come questa cosa sia potuto non nascere, perché sono veramente dei miracoli di abilità tecnica proprio che lui dimostra. Quindi a Vicenza, credo fino a febbraio persino, è aperta questa mostra che permette uno sguardo veramente unico su uno dei protagonisti che alla sua epoca è stato veramente molto molto famoso e richiesto. Le sue opere sono finite alla corte di Pietro il Grande in Russia, nonché ovviamente nelle case dei collezionisti veneziani. Quindi è veramente un'occasione che posso soltanto caldamente raccomandare a tutti. Quindi non voglio rubare tempo però alla lezione di Monica, la ringrazio ancora e prego. Grazie Martina per le bellissime parole. Allora, buonasera. Il mio intervento affronterà 3 monumenti della Venezia barocca e il suo titolo, con voce lapidea, deriva da una delle iscrizioni che appare appunto in uno di questi monumenti. Tutti questi monumenti appartengono alla seconda metà del Seicento, che fu un'epoca per Venezia di acute tensioni interne e anche internazionali. Le difficoltà che erano state create dalla guerra di Candia avevano, come sapete, convinto il Maggior Consiglio a permettere l'aggregazione al patriziato veneziano dietro l'esborso di una somma di denaro considerevole, e sia ai nobili di terraferma, sia ai cittadini originari, ma persino anche ai popolani. Quindi siamo in una situazione in cui sempre meno convinta e praticata diventa l'adesione a quelli che erano gli antichi principi repubblicani di uguaglianza e austerità, e invece più marcata si fa la volontà di apparire. E questa volontà di apparire conduce per l'appunto, sento un rumore, forse sono troppo vicina, condusse per l'appunto a un fiorire di monumenti celebrativi di dimensioni varie, sino a toccare, diciamo, l'esempio più eclatante, che è appunto quello delle facciate commemorative, e noi vedremo in particolare la facciata di Santa Maria del Giglio. La complessità di questo fenomeno diventa, diciamo così, lo specchio dei mutamenti storici, sociali, culturali e artistici che sono in atto in questo momento a Venezia, e che appunto possono essere in qualche modo sintetizzati da questi 3 esempi diversi. Uno, il monumento Cavazza, che vediamo a sinistra, che si trova nella chiesa della Madonna dell'Orto, che viene realizzato da un cittadino originario e che acquista il patriziato nel 1653 alla conclusione di una luminosissima carriera. Il monumento al centro, dedicato ad Andrea Pisani, che si trova nella chiesa di San Lio, che viene eretto dai nobili amici del defunto, a cui era stato negato, e poi scopriremo perché, il titolo di patrizio. E l'ultimo, appunto, la facciata di Santa Maria del Giglio, che è un monumento ai Barbaro, ma dove trova il massimo trionfo Antonio Barbaro, che sembra quasi rinascere, diciamo così, al centro della facciata. Un monumento che viene innalzato per volontà appunto dell'eroe militare, che in questo modo intese eternare il proprio nome, ma anche quello dei fratelli della famiglia che gli erano premorti. Prima di cominciare, però, vorrei presentarvi il personaggio
che lega tutti questi eventi, diciamo, questi monumenti, ed è lo scultore Giusto Lecourt. Vedete un quadro, un ritratto che è stato di recente proposto come possibile ritratto appunto del fiammingo, del grande fiammingo, che diventerà il protagonista della scena della scultura veneziana barocca, e sulla base della figura, uno scultore, come vedete, che sta modellando una piccola figura di Minerva. Sulla base appunto di questa figura si è ipotizzato potesse trattarsi di Giusto Lecourt. Ed è interessante richiamare la definizione, anzi meglio il brano che Antonio Luppis, accademico incognito e poligrafo estremamente attivo, gli dedica dopo la sua morte, e chiama diciamo così, accanto al nome di Lecourt quello del suo forse più importante sia, diciamo, collezionista ma anche intermediario, che è appunto Quintiliano Rezzonico. La morte dei virtuosi si distingue dagli altri con la fama, perché questi invece di tomba riconoscono la reggia dell'immortalità. Se è mancato il signor Giusto, non mancheranno però le sue opere di celebrarlo con gli encomi più pellegrini del grido. Egli, che con la sua scultura ha dato l'anima alle selci, e i marmi sapranno anche essi rompere il silenzio e comprendere il suo valore. Uno scarpello che incideva più meraviglie che prodigi non incavarono i Pisicrati, i Policleti, il Prassitele della nostra età e il Bernini Adriatico e il resto. Questa idea di dare voce ai marmi è in realtà l'idea che sottende alla realizzazione di tutti questi monumenti del periodo, ovvero i marmi che diventano loquaci e tramandano le benemerenze, le virtù del defunto, ma che significano, instaurano, diciamo così, con i vivi un importante dialogo. Ed è in questo dialogo che riconosciamo come i monumenti funebri non parlano solo di morte, ma in realtà soprattutto di vita, e sono diciamo così, una sorta di memorie che servono ai vivi per seguire gli esempi più fulgidi. Quello che stiamo osservando è il monumento a Girolamo Cavazza, che si trova nella chiesa della Madonna dell'Orto. Il Giusto Lecourt lavora per questo monumento quando ancora non era noto. Giusto Lecourt arriva a Venezia poco dopo la metà del Seicento, direttamente dalle Fiandre, e il primo suo committente di cui abbiamo memoria è il Labia, Francesco Labia, che è anche il primo ad acquistare la nobiltà. Girolamo Cavazza è uno dei primi committenti di Giusto Lecourt e lo impegna appunto in questo monumento, che è estremamente importante per questo leale servitore e meritevole servitore dello Stato della Serenissima. Girolamo Cavazza intraprende una carriera cavalleresca, aveva trascorso quasi tutta la sua lunghissima vita al servizio della Serenissima, impegnato in missioni diplomatiche prestigiose in Italia, in Europa, da Madrid, da Parigi, a Zurigo, a Monaco. In considerazione probabilmente del fatto che la sua famiglia si sarebbe estinta con lui, nel 1653 ottenne il titolo nobiliare, per l'appunto, versando il doppio del prezzo usuale, quindi non 100.000 ducati, ma 200.000 ducati.
Trascorse i suoi ultimi anni a Venezia, nel Palazzo di Santa Lucia, dedito alla propria ricca collezione e impegnato in varie attività di mecenatismo artistico, che erano finalizzate a trasformare la propria nobiltà, diciamo così, da acquisita a reale. Grazie alla cospicua somma di denaro da lui versata, circa 74.000 ducati, era stata eretta anche l'unica facciata interamente in marmo di Venezia. Sto parlando della chiesa degli Scalzi, il cui progetto fu affidato a Giuseppe Sardi, che è una figura di spicco, di notevole spicco nel campo dell'architettura veneziana seicentesca e che sentiremo nominare varie volte. A Sardi Cavazza commissiona il monumento, che viene eretto nel 1657 e che si trova proprio di fronte al Pantheon di una delle più antiche casate veneziane, quella dei Contarini. Nei primi anni 60 il monumento, eccolo qua, il monumento si presentava ancora privo delle figure poste ai lati dell'obelisco. Lo possiamo osservare dall'incisione che risale al 1664 circa, di Pietro Antonio Torri e Francesco Lucini, che compone la serie di 12 monumenti sepolcrali veneziani, un'iniziativa editoriale molto originale che si deve allo stesso Girolamo Cavazza, il quale apre la serie appunto con il suo monumento, mentre gli altri monumenti sono, diciamo, i più famosi e quelli appartenenti alle casate più diciamo lustri di Venezia. Quindi inserire il proprio monumento all'interno di questa serie era un'operazione di propaganda con una chiara finalità, quella appunto di dimostrare come fosse degno di far parte del patriziato. Nell'incisione noi non troviamo le figure che invece osserviamo nell'immagine fotografica, che sono due figure, due personificazioni allegoriche che furono inserite successivamente. Sappiamo che tra il 1657 e il 1663, data appunto più o meno dell'incisione, si compone il monumento. Successivamente, in un momento successivo, vengono realizzate anche queste due figure allegoriche e verrà solo dopo la morte di Girolamo Cavazza inserito anche il suo busto, che si deve al Cassarini, che era già stato realizzato mentre lui era ancora in vita, e la lunga iscrizione. L'obelisco è simbolo di gloria, sostiene appunto il ritratto di Cavazza e mostra un collegamento con un monumento che vedremo un poco più avanti, da cui probabilmente Cavazza trae ispirazione. Martignoni nel 1663, nella sua guida di Venezia, fornisce una minuta descrizione di questo monumento e riguardo alla decorazione scultorea nomina lo stemma sulla sommità le due statue di marmo fino rappresentanti, che sono ai lati tra gli intercolonni, rappresentanti l'onore e la virtù, scolpite appunto da Giusto Lecourt, da un giovane Giusto Lecourt, la prudenza e la magnanimità, che si trovano invece ai lati dello stemma, e scolpite da Francesco Cavrioli, un altro scultore tra i più grido, diciamo, del momento, che sono appunto coricate sul timpano spezzato, e i due puttini piangenti sopra i teschi di morte. All'estremità della trabeazione, lì osservate, e
avverte appunto 1663 che avrebbe dovuto essere posizionato anche sulla guglia, cioè sull'obelisco, il ritratto di Girolamo. Le due figure ai lati della piramide, che sono identificate come prudenza e generosità, quindi riprendono i soggetti delle due, fondamentalmente diciamo delle due allegorie che si trovano sul timpano, furono probabilmente un'integrazione voluta dallo stesso committente e sembra possibile, essendo state realizzate appunto successivamente, che possano essere state richieste allo stesso Lecourt o comunque a qualcuno della sua bottega e forse il suo miglior allievo Enrico Merengo. La doppia presenza, questa doppia presenza della prudenza e anche la scelta di rappresentare la generosità, che è strettamente connessa alla magnanimità, che è presente sulla sommità, sembra incongrua. Comunque genera, diciamo, perplessità. Però un poema che viene dedicato al nobile da Francesco Carboni nel 1668, che è intitolato Devotissimi tributi al merito impareggiabile dell'illustrissimo signor Conte Girolamo Cavazza, nobile veneto, chiarisce quanto premesse al Cavazza differenziarsi dagli altri Giovi in pioggia d'oro, ovvero da coloro che avevano acquistato dietro esborso di denaro la nobiltà proprio per la sua generosità e magnanimità, che si esplica innanzitutto proprio con le opere come la facciata degli Scalzi, per il decoro della città, oltre che per il suo prestigio, naturalmente. Nel monumento Cavazza, come è stato notato, sussiste diciamo, anche un aspetto dinastico. L'abbiamo visto nella prima, scusate, torno indietro, ecco. Le due strutture che vedete ai lati del monumento sono dedicate ai fratelli di Girolamo, Francesco e Gabriele, che sono semplicemente due busti collocati in semplici strutture architettoniche, sono due busti che possono essere ugualmente riferiti a Giusto Lecourt in un momento suo giovanile, e dietro, davanti appunto a una conchiglia e alla cui base si dipartono due cornucopie che versano appunto fiori e frutti, ancora di nuovo un riferimento alla generosità, alla liberalità e all'abbondanza. E al di sotto invece si trova un cherubino. Sono anche queste probabilmente delle aggiunte successive, perché il Martinoni nel 1663 appunto non ne fa menzione, che vengono collocate all'esterno della struttura perché i due fratelli erano morti come cittadini originari e non come nobili e di conseguenza le loro memorie dovevano sottostare a un diverso decorum, che contrastava invece con il linguaggio espressamente nobile del monumento di Girolamo. Abbiamo detto, ecco qui, che Girolamo Cavazza acquista la nobiltà nel 1653 e pensa quasi subito al suo monumento. In questi anni, nel 1653-1655, si stava costruendo a San Giobbe un monumento molto importante. Oggi rimane in uno stato quasi larvale, solo la piramide, la parte centrale è rimasta. Qui vedete il monumento da una foto che risale al 1938 ed ugualmente non era completo, poiché il grande stemma che si trova in alto era affiancato da due angeli, i quali indicavano l'uno
il leone che sovrastava lo stemma, il leone di San Marco, e l'altro invece il defunto, cioè diciamo il sarcofago. Degli elementi, già questa immagine così che avvicina le due strutture ci fa capire che il monumento realizzato per Renato de Voyer de Palmy d'Argenson nella chiesa di San Giuseppe aveva fornito degli spunti al Cavazza. Il personaggio a cui è dedicato è appunto un personaggio, un nobile francese che era giunto a Venezia nel 1651 in qualità di ambasciatore straordinario insieme al figlio. Avrebbe dovuto, lui è arrivato a Venezia peraltro controvoglia, ma era stato costretto ad accompagnare il figlio, il quale avrebbe poi ricevuto la carica, ma dopo un anno in cui il padre gli avrebbe fatto un po' da, l'avrebbe accompagnato a svolgere al meglio quello che era il suo compito. Purtroppo il nobiluomo muore praticamente appena arrivato a Venezia, si crea un caso non da poco e si decide di realizzare un monumento alla sua memoria, anche con il contributo della Serenissima. Ecco perché vi ho raccontato che c'era il leone della Serenissima posto sopra lo stemma dei Voyer de Palmy d'Argenson. Il Senato quindi riserva pubbliche esequie a questo personaggio e poi viene eretto questo monumento con l'appoggio della stessa Repubblica e a cura del figlio del nobiluomo, che ha dovuto, dovette sostituire il padre immediatamente. Il progetto, viene detto, parte da Roma e gli studi hanno individuato, come asseriscono le fonti, Thomas Blanchet, ma Martignoni nomina Claude Perrault nella sua, ecco qui, ampia descrizione nella Venezia città nobilissima e singolare, appunto in quella che è l'addizione, è praticamente tutta dedicata al monumento e probabilmente anche desunta da una piccola pubblicazione che era stata fatta in occasione dell'inaugurazione del monumento, di cui è rimasta memoria nelle fonti. E Martina Frank ha però supposto convincentemente che vi sia anche la presenza di Baldassare Longhena, proprio perché lo Stato, la Serenissima, aveva voluto partecipare in modo consistente all'erezione di questo monumento. Abbiamo detto solo la parte centrale di questo monumento si è conservata. Il sarcofago retto da leoni leopardi e la piramide tronca, che viene anche richiamata poi nel monumento che abbiamo visto di Girolamo Cavazza. Gli angeli, l'altra incisione che vedete in alto ci mostra com'era il monumento con gli angeli, per l'appunto, che si trovavano ai lati dello stemma. L'interpretazione che viene fornita dal Martignoni, sempre nel 1663, svela un programma iconografico che coinvolgeva sia l'apparato architettonico sia le sculture del monumento, quindi ogni marmo era loquace, significava un concetto. Per esempio, le colonne simboleggiavano la religione verso Dio e la fedeltà verso il re. I pilastri alludevano alle virtù cardinali, mentre l'aguglia, cioè l'obelisco, era geroglifico di perpetuità, il quale promette soda e permanente fama dopo la morte al sepolto. Il vaso, nella sommità, i due vasi,
che manda fuori molto fumo, dimostrava il soave odore della vita ben trascorsa che scaturisce dal sepolcro. La illustrazione fornita da Martinoni ci consente di comprendere come René II, cioè il figlio, avesse inteso realizzare con questo monumento una tomba al padre, ma anche un monumento alla gloria della sua famiglia, secondo delle modalità che erano totalmente precluse all'epoca al patriziato veneziano. Del defunto, in effetti, non troviamo il ritratto, mentre troviamo un enorme stemma che rappresenta le alleanze delle famiglie, ovvero i Voyer de Paulmy d'Argenson, con alcune importanti famiglie francesi. Ma appunto vi era anche lo scudo veneto, il dono del Senato, che cappeggiava al di sopra della struttura, affiancato dai due angeli che indicavano l'uno il sarcofago, l'altro il blasone stesso, e i loro gesti venivano accompagnati dall'iscrizione sulla base: nec fractus, nec elatus, la quale quindi proclamava che il defunto non si sarebbe fatto spezzare dalla morte, così come non si era lasciato inorgogliere dalla sua illustre nascita. L'epitafio poi sulla piramide stabiliva con orgoglio che le origini della famiglia risalivano all'antica Grecia. E questa ricerca poi la ritroveremo anche nelle varie famiglie veneziane. Vi è una produzione appunto letteraria notevolissima che collega per l'appunto le origini delle famiglie veneziane a quelle antiche, greche e romane. In questo contesto di celebrazione familiare viene inserito anche la presenza del putto, che noi vediamo addormentato sopra il sarcofago, sopra un volume. Il putto appunto non piange, dorme, ha un sonno calmo, innocente, si appoggia su questo volume aperto in cui si legge il nome del defunto, ma si intravedono anche nelle pagine precedenti il nome del padre, dell'ambasciatore, Pierre Voyer de Paulmy, e quindi il libro è una sorta di genealogia e di effetti poggia su un altro volume che porta il titolo di Genealogia Palmia. Quindi, come è stato affermato dallo stesso Martinoni, l'amor del figlio rappresenta, ma anche il genio tutelare di tutta la famiglia che è sopra le genealogie. Un programma così complesso e così, straordinariamente articolato non può che aver colpito i patrizi veneziani, che appunto erano imbrigliati da delle regole precise nella possibilità di celebrare se stessi. E d'altra parte però proprio ciò che era capitato, cioè l'apertura del libro nuovo, l'avvento dei Giovi di pioggia d'oro, avevano allentato, come abbiamo detto, questa severità. E per Girolamo Cavazza sicuramente una tale espressione, una tale articolazione, una tale complessità deve aver fornito una sorta di di fondo su cui si è mosso per realizzare il proprio monumento. Ma per esempio un altro monumento che richiama questo è quello più celebre dei frari del Doge Pesaro, dove troviamo per esempio degli animali che sono anche in questo monumento, e mi riferisco ai metà leoni e metà leopardi che reggono il sarcofago, che qui sono gli animali araldici della famiglia Voyer de Paulmy. E dall'altra parte invece sono il simbolo dell'eternità.
e vengono riutilizzati, li troviamo anche sulla facciata per esempio di San Moise, nello stesso modo, che sono posti alla base dell'aguglia dell'obelisco che troviamo al centro della facciata. Infine la presenza del leone di San Marco, che è segno d'accettazione del dono offerto dal nobile nell'intera mole del corpo del padre, insieme allo scudo veneto che campeggiava nel blasone della famiglia, visualizza che cosa? Il legame che la famiglia stringe con la Serenissima. Tant'è che appunto la cosa viene sancita in qualche modo ufficialmente con il battesimo del figlio di René II, che nasce nel 1652, quindi l'anno dopo la morte del padre, e a cui sarà impartito il nome di René Marc. Il secondo monumento di cui vi parlo coglie invece un'altra storia, un'altra biografia. È un monumento di piccole dimensioni che si articola attorno a una porta interna che consente l'ingresso alla sacrestia dall'aula ed è connotato da misura e buon gusto davvero notevoli. Viene eretto nel 1669 in memoria di Andrea Pisani, figlio di Pietro. È una struttura di rara eleganza, ma soprattutto ciò che attira lo sguardo è il bellissimo profilo di questo giovane uomo che è morto troppo presto. Sin dal primo sguardo, questo monumento richiama alla mente i progetti che erano stati forniti circa 15 anni prima da Giusto Lecourt per la memoria che era stata ipotizzata doversi erigere all'interno della chiesa dei Tolentini per il figlio Andrea, che era appunto un sacerdote teatino morto a Napoli per aver prestato soccorso agli appestati. Sono soprattutto gli elementi scultorei, lo splendido ritratto del giovane defunto in candido marmo, incorniciato da questo medaglione che richiama quelli che erano i progetti per l'appunto di questi monumenti l'Abbia mai realizzati. Al di sopra dell'effigie di Pisani, sottoposti a un sarcofago traforato, si trovano due putti che reggono un'originale iscrizione. E questa iscrizione recita, mi dispiace sia persa, addio il più buono, il più grande. Questa pietra compiange il triste destino di Andrea Pisani, figlio di Pietro, e con voce lapidea perora di lui meriti, perché la pietà, il candore dei suoi costumi e l'amicizia pura sono perduti appunto con lui. Anno 1669, giorno del mese di maggio, 19° giorno del mese di maggio. Allora, nessuno stemma nobiliare, torniamo un attimo indietro, non vediamo nessuno stemma nobiliare, soltanto queste parole che si fanno pietra per il dolore di un'incommensurabile perdita. Parole che sottolineano soprattutto il rapporto di amicizia. E da questo punto di vista si tratta di un'iscrizione davvero rara. L'esatto contrario di quello che capitava per esempio nel monumento Pesaro, dove invece la loquacità dei marmi urlava a perdifiato le lodi del doge, ma così come abbiamo visto anche nel monumento Cavazza, a dir la verità, con le personificazioni delle virtù del defunto che addirittura vengono moltiplicate, si raddoppiano.
L'epitaffio risulta inusitato proprio per questo richiamo all'ideale dell'amicizia, che a Venezia aveva avuto però una consacrazione all'inizio del Seicento nel legame eroico strettosi tra Niccolò Barbarigo e Marco Trevisan, patrizi di fortune ben diverse, che era diventato un monito per la società martoriata dai conflitti economico-familiari e appunto dall'emulazione delle carriere politiche. L'iscrizione sembra delineare l'etica del patriziato veneto, ma il nome di Andrea, però, Andrea Pisani, non compare nel libro d'oro. Chi era dunque Andrea Pisani? Il ritrovamento del suo testamento, che viene redatto nel dicembre del 1668, quando l'uomo aveva circa 40 anni, nella sua abitazione, la Cadoro Santa Sofia, ce lo rivela. Andrea appunto era già infermo da qualche mese e quindi relegato al letto. Egli apparteneva al ramo dei Pisani del Piero, morto eroicamente insieme a Bernardino Polani a Cipro nel 1570. Barbaro però fa estinguere questo ramo dei Pisani con il vescovo Benedetto nel 1659 e di Andrea non fa il nome. Per quale motivo? Il motivo è da ricercarsi nelle scelte di vita del padre, figlio primogenito di Marin Pisani e di Elena Maripiero. Pietro, infatti, aveva deposto l'abito da teatino per sposare Lussietta, di Domenico Testor, cioè di un tessitore. Egli quindi si era unito in matrimonio con una donna in difetto di civiltà. E secondo le regole vigenti, l'unione privò Andrea, unico figlio maschio della coppia, dal diritto di partecipazione al Maggior Consiglio e dal titolo di patrizio. Non risulta però che Andrea, a differenza di altri nelle stesse condizioni, avesse fatto istanza per ottenere almeno lo stato di cittadino originario. Egli visse comunque come un nobile, anche se di fortune modeste. Nel 1667 sposò una nobildonna, Chiara de Riva, da cui ebbe una figlia, Pierina Lussieta, e per la quale chiese nel suo testamento esplicitamente un matrimonio con un soggetto nobile, abile al Maggior Consiglio, o, in alternativa, la monacazione. Abitò con la madre e la sorella in un'ampia porzione della Cadoro, assistito da servitù, tra cuori d'oro, mobili di un certo pregio, argenterie, zoge, abiti eleganti, strumenti musicali e una notevole quantità di quadri, alcuni dei quali appartenenti al pennello di Tinelli, Tintoretto e di Paris Bortone. I suoi esecutori testamentari furono i patrizi Niccolò Venier e Antonio Benzon, che fu scelto da Andrea anche come padrino della figlia. Fu a loro che Andrea affidò l'erezione della sua tomba. Entro il termine di 1 anno dalla sua dipartita, egli chiedeva fosse eretta questa memoria e lascia una somma di 500 ducati, aggiungendo che era possibile ampliare di un po' la spesa qualora fosse stato necessario. Prevedeva di essere sepolto nell'arca della casa, quindi della famiglia, che si trovava ai Santi Giovanni e Paolo, ma così non fu. Invece fu inumato, come già lo era stato suo padre, a Sallio. L'erezione del monumento fu probabilmente seguita da Niccolò Venier, che in quegli anni andava allestendo nel proprio palazzo ai Santi Apostoli, insieme al fratello, una vera e propria raccolta di sculture moderne, comprendenti opere dei celebri Bernardo Falconi e Clemente Molli, forestieri, l'uno di Lugano e l'altro di Emiliano. La scelta di Venier
ricadde su Giusto Lecourt. Giusto Lecourt era lo scultore più ammirato. Nel 1669 il monumento più strepitoso, diciamo, del momento, che era quello del Doge Giovanni Pesaro, era stato inaugurato e lo scultore, tra l'altro, abitava vicino ad Andrea, a Santa Sofia, per l'appunto, avendo però la bottega a San Felice. La tipologia commemorativa che incorpora la porta interna è diffusa a Venezia e assume nell'interpretazione di Lecourt degli accenti schiettamente decorativi che ricordano le suggestioni ricavate dalle osservazioni degli epitaffi e dei monumenti presenti nelle Fiandre, nei quali appunto le componenti architettoniche eterogenee si fondono in un movimento globale che costringe persino l'architrave a piegarsi, a flettersi per accogliere il medaglione ritratto in candido marmo con il nobile profilo che risalta emergendo dalla ricca capigliatura, anche se abbiamo la scritta, comunque qui forse si vede meglio, la ricca capigliatura e dalla sopravveste sontuosa bordata di pelliccia. Probabilmente questo medaglione è tratto dipinto dal ritratto che appare nell'inventario presente in camera appunto di Andrea nel momento in cui nel 1668 viene fatto anche l'inventario dei beni. L'accuratezza della definizione di particolari fisionomici e decorativi denota la qualità formale e l'accentuato pittoricismo che sono rintracciabili sempre nelle effigi di Giusto Lecourt, come per esempio quelli dei fratelli Mora a San Lazzaro dei Mendicanti. Se ora però consideriamo le difficoltà dei tempi in cui Andrea Pisani visse, cioè l'acquisto della nobiltà, la rottura delle convenzioni del sistema di valori veneziano, le differenze economiche all'interno del patriziato che condizionano drammaticamente l'ambito politico, la solidarietà di ceto sempre più sinonimo di patrimonio e prestigio, possiamo interpretare o possiamo intendere questo monumento con la sua particolarissima iscrizione e soprattutto con quelle palme che circondano il ritratto, no, di Andrea, come una sorta, diciamo così, di memoria per i posteri, una sorta di monito ai posteri ed insieme una sorta di denuncia. Infatti Andrea è rappresentato come un martire, come chiaramente indicano le palme, ed è anche simbolo di quella ingiustizia che aveva subito, ovvero la nobiltà che non era stata riconosciuta, la sua nobiltà, quando proprio in quei momenti si andava vendendo il patriziato. Quindi ecco la necessità di difendere con voce lapidea, inalterabile nel tempo, i meriti e le virtù dell'uomo che erano quelle originali del patriziato veneziano. Il monumento sarà seguito anche dalla figlia, sarà sempre curato dalla moglie finché fu in vita e poi dalla figlia che riuscì a sposare un nobile. Nel suo testamento del 1724 prega i suoi figli di continuare a curare questo monumento, che in realtà è l'unica, diciamo così, collegamento con il padre che ella non poté conoscere perché il padre morì quando lei aveva solo 8 mesi. E passiamo all'ultimo monumento, che è la facciata, che riguarda la facciata dinastica di Santa Maria del Giglio di Giuseppe Sardi,
che viene realizzata tra il 1679 e il 1681 e che rappresenta un monumento straordinario ad Antonio Barbaro e ai fratelli. La costruzione, qui la vediamo nel dipinto di Canaletto, eccola, la costruzione della facciata della chiesa di Santa Maria del Giglio viene promossa da Antonio Barbaro, cavaliere, provveditore generale della flotta, ambasciatore, procuratore della Chiesa, quindi ancora un altro tipo d'uomo, un'altra classe sociale, per commemorare se stesso e i 4 fratelli, Giovanni Maria e Carlo, che avevano assunto durante la vita degli incarichi statali, Marino, che era stato senatore, e Francesco, capitano di flotta. Nel suo testamento del 3 ottobre del 1678 Antonio stanzia 30.000 ducati per finanziare la costruzione di questo prospetto. L'iniziativa si inseriva in un piano di ricostruzione più ampio dell'edificio che era ormai fatiscente. E nell'attuazione Barbaro seguì i consigli del Pievano, di un Pievano particolarmente determinato, Alvise Buratti. Era uno scaltro religioso che riuscì a coinvolgere l'anziano Barbaro proprio con la lusinga di immortalar se stesso nella facciata. Il 4 ottobre del 1678 il capitolo della Chiesa approvò la richiesta di Barbaro e consentì contemporaneamente anche la rotazione della Chiesa rispetto al suo asse, perché il nobiluomo aveva chiesto che la nuova facciata si disponesse, fosse rivolta verso la farmacia dell'insegna della Novissa. In seguito alla morte del Barbaro, la responsabilità esecutiva del progetto ricade sul suo esecutore testamentario, Tridadan Gritti, che era padre dell'erede universale del nobiluomo, Carlo Gritti, e che fu costretto, perché la pena era la perdita del legato, a realizzare l'opera entro 2 anni e mezzo. Gritti non si dimostrò particolarmente intenzionato a corrispondere la cifra promessa a voce per l'erezione della parete in mattoni della facciata, ed era piuttosto tiepido anche riguardo la costruzione della parte lapidea, di cui già Barbaro aveva recepito un progetto, aveva scelto un progetto che ci è rimasto, che ci è giunto. Cosa succede? Viene citato quindi Gritti in giudizio dal capitolo della Chiesa, che è rappresentato naturalmente dal Pievano Baratti. E la causa si conclude il 2 marzo del 1679. Gritti viene condannato a versare non soltanto i 30.000 ducati per l'erezione della facciata lapidea, ma anche tutta la costruzione, cioè tutti i denari per la costruzione della struttura in laterizi. La facciata, che per vaghezza di disegno, per ricchezza di marmi e per ornamenti di intagli e statue, viene stimata da Martinelli, siamo nel 1684, tra le altre più ragguardevoli, fu portata a termine entro il 1681. Barbaro voleva che il suo corpo trovasse posto nel sarcofago sotto la statua, mentre i fratelli vengono probabilmente tumulati davanti a uno dei 2 altari che erano di pertinenza già della nobile famiglia all'interno della chiesa. La vicenda di Barbaro illumina circa la condizione della nobiltà decaduta sul finire del Seicento. Barbaro infatti proveniva da una famiglia patrizia di povera casa e malveduta, ma fece carriera durante la guerra di Candia, come successe anche per altri personaggi, rivestendo importanti ruoli di comando. Ma non raggiunse mai però
la carica di capitano generale, eppure noi lo vediamo come capitano generale ritratto appunto sulla facciata. Questa carica gli fu preclusa in vita proprio per la sua modesta posizione all'interno dell'oligarchia cittadina. In verità era quasi riuscito ad ottenerla nel 1667, ma il Senato gli preferì Francesco Morosini, che fu sempre il suo acerrimo nemico. Umiliato e frustrato, Antonio Barbaro, che fu uno degli eroi comunque della battaglia dei Dardanelli del 1656, decise allora di ritirarsi. Torna a Venezia, dove viene prima nominato podestà di Padova e quindi ambasciatore della Repubblica a Roma nel 1677. Il suo riscatto diventa quindi proprio la facciata di Santa Maria del Giglio, e qui per sua espressa volontà viene raffigurato con i simboli propri dei capitani da mar, di cui in vita lui non poté mai fregiarsi. Quindi un magnifico inganno che venne permesso dall'oligarchia cittadina, che in realtà era sempre attenta a limitare qualsiasi fuga troppo autoreferenziale dei singoli, tramite i provveditori della Chiesa. La costruzione quindi fu favorita addirittura. Perché fu concessa questa possibilità? Perché la famiglia dell'eroe si sarebbe estinta con lui. I 4 fratelli, che vengono raffigurati a figura intera, sono stati a figura intera, quindi ritratti aulici, sono tutti bremorti appunto. Il monumento così eclatante va inteso quindi quasi come una forma di risarcimento, o meglio di omaggio, che viene concesso dopo la morte a uno degli eroi veneziani minori, ma non per mancanza di qualità, quanto invece per la fortuna avversa. Dalla facciata della chiesa scompare ogni riferimento religioso. L'eroe appare redivivo, come se fosse una gloriosa visione che viene svelata dai putti che sollevano il drappo. Vediamo di tornare indietro. Ecco. Ed egli sembra incitare alla battaglia. Attorno a lui troviamo le personificazioni delle sue personali qualità, cioè l'onore, lo accompagnano di fianco nelle nicchie l'onore e la virtù, che sono le stesse 2 allegorie presenti nel monumento Cavazza, poi la sapienza. Sul coronamento si trova la gloria nella parte proprio all'apice, e di lato le 4 virtù cardinali. Sono le virtù di un grande condottiero, mentre i suoi personali successi vengono richiamati dalle scene di battaglie o scontri navali e dalle piante delle città ove lui svolse il proprio mandato. All'angolo, sulla destra, troviamo la fama che suona la tromba e che diffonderà per sempre in tutta la città il nome di Antonio Barbaro. Il carattere gentilizio dinastico della facciata si concretizza nella presenza poi dello stemma, del timpano, ma soprattutto appunto in questi ritratti a figura intera dei 4 fratelli, posti nelle nicchie dell'ordine inferiore, che sono presenze assolutamente anomale nella produzione scultorea, non soltanto in ambito funerario, perché ritratti aulici che celebrano 4 esponenti della piccola nobiltà che non rivestirono alcuna carica rilevante del cursus honorum patrizio. Assistiamo quindi al massimo esempio di autocelebrazione concessa a una famiglia che non rappresentava più alcun pericolo per le istituzioni repubblicane. Un'eccezione quindi che alla fine confermava la regola,
poiché funzionale alla glorificazione stessa della Repubblica. Non so se ci sono domande. Grazie. Faccio la solita domanda retorica. Ci sono domande, forse curiosità, osservazioni? Sono stata esaustiva. Non mi sembra. Allora ringraziamo la nostra relatrice Monica, io ringrazio voi, in particolare quelli che hanno seguito tutte le puntate di questa avventura e vi faccio anche gli auguri per tutto il periodo che segue e speriamo di rivedervi alla prossima occasione. Grazie a tutti. No, e grazie ovviamente alla professoressa Franca e alla professoressa Agazzi che hanno dedicato il loro tempo e la loro pazienza nel selezionare queste importanti occasioni. Grazie ancora e all'anno prossimo, speriamo.